È finita l'estate? No, è finita un certo tipo di estate, quindi un'estate che si è caratterizzata quest'anno con temperature sempre molto alte, molto al di sopra della media, quindi un tipo di tempo particolarmente fastidioso. Ora abbiamo questa interruzione, proprio la fine di quel tipo dell'estate, per effetto del ritiro dell'anticiclone delle Azzorre, si è ritirato sull'Atlantico, ha lasciato campo libero a una depressione sul nord Europa, sull'Atlantico, sul nord Atlantico, che ci indirizza e ci indirizzerà a sistemi perturbati, il primo dei quali anche oggi, già oggi ci ha interessato con piogge abbastanza diffuse. Per domani sentiremo ancora gli effetti residui di questo sistema perturbato, all'inizio ancora qualche pioggia così sparsa, poi una variabilità con sempre l'incombenza di possibili piovaschi, poi dalla sera, dal pomeriggio, dalla tarda serata di sabato un forte peggioramento, si approssimerà un forte sistema perturbato che ci interesserà purtroppo per tutta domenica, ecco, veramente una domenica all'insegna del tempo perturbato con piogge diffuse e temporali e una quantità di pioggia anche notevole, ecco, a sera. Poi da lunedì già avremo un miglioramento sensibile, l'anticiclone si espande su di noi e avremo addirittura una settimana all'insegna di un tipo di tempo stabile e certamente piacevole, naturalmente con temperature più normali, autunnali. Le temperature, ecco, dobbiamo tornarci perché per domani ancora minime intorno a 16-17 gradi, massime 23-24 gradi, poi il tracollo di domenica, 13-14 gradi le minime, le massime non andranno oltre i 18 gradi, quindi veramente un tracollo per poi, ripeto, è temporaneo perché poi da lunedì riaumenteranno.